Buonasera, buonasera a chi è presente in sala, buonasera a chi ci sta seguendo in streaming dei propri device, buonasera agli amici di Molte Fedi, che anch'essi ci vedono in streaming, ma buonasera soprattutto a Caterina Sarfatti e Gianluca Ruggeri, che li vedete adesso li vedete forse da lontano, ecco, grazie, adesso li vedete sul palco, che sono i nostri ospiti e che hanno accettato con squisita cortesia e pronta disponibilità di accogliere il nostro invito di venire a Trezzo per parlare con noi di transizione ecologica e di città in questa seconda puntata della nostra partecipazione come territorio alla rassegna Molte Fedi sotto gli stessi cieli. E sono venuti per parlare con noi di transizione. Sarà brevissima. Overload. Il significato di questa parola è sovraccarico di informazioni e di istruzioni, tale da provocare il blocco del sistema. Sì, lo tengo male, scusate, lo stavo tenendo male. Non si sentiva. Abbiate pazienza, siamo un po' dei dilettanti. Ricomincio l'introduzione. Overload. Il significato di questa parola, sono lontano, tolgo un attimo la mascherina, tanto non do fastidio a nessuno. Il significato di questa parola, overload, è sovraccarico di informazioni e di istruzioni, tale da provocare il blocco del sistema. Io, e mi chiedo se sia condivisa questa sensazione, sento la mia capacità raziocinante andare in overload quando leggo tutti i libri, gli articoli, i saggi, in senso più ampio, sulle questioni climatiche. Non mi riferisco specificamente alla complessità intrinseca delle questioni, piuttosto alla propria personale capacità di comprensione e soprattutto di confidenza che gli atti che come persone e come cittadini possiamo mettere in campo abbiano una qualche incidenza relativamente al contrasto al riscaldamento climatico. David Wallace Wells, nel suo La Terra inabitabile, scrive che nel diffondere la conoscenza del riscaldamento climatico in atto, gli scienziati erano reticenti perché particolarmente preoccupati per il rischio di burnout, per la possibilità che una narrazione aperta e senza veli sul clima potesse gettare così tante persone nello sconforto da vanificare l'impegno per evitare una crisi. Il compito che affidiamo ai nostri compiti, a Caterina e Gianluca, è quello di mostrarci un possibile percorso per poter varcare la notte senza gettarci nel burnout e farci andare in overload. Quindi lasciamo subito la parola partendo con una prima domanda ampia. Anche se non è molto di galateo, la prima domanda la faccio a Gianluca, Caterina. Gianluca, vorrei accettasse questa piccola amichevole provocazione tesa a fornirle una traccia per il suo primo intervento. Immagini di parlare a un uditorio di ecopessimisti. Sono persone che hanno già superato il limite del negazionismo, quello non lo consideriamo neanche più. Sono tutte consapevoli che il cambiamento climatico è in corso ed è un fenomeno proprio e peculiare dell'antropocene, ma si sentono impotenti. Il cambiamento, il cambiamento richiesto, la transizione ecologica,
è tanto enorme da apparire praticamente impossibile da realizzare. Inoltre, non è nelle loro nostre mani, dipendendo da scelte prese in ambienti molto diversi e apparentemente inaccessibili, quelli che sono in grado di condizionare le scelte politiche. Non è questo un pubblico insensibile, ma semplicemente vorrebbe poter perseguire, come dice Di Paola nel suo il cambiamento climatico, obiettivi anche legittimi e isolatamente innocui. Insomma, godersi un po' la vita e fare un po' di soldi. Ecco, il suo compito, che le chiedo di spiegare in una quindicina di minuti, se può, non dico di convincere, ma almeno spiegare che cos'è la transizione ecologica, se e perché è possibile, quali scelte vengono chieste, cioè intendiamoci, siamo tutti consapevoli che life as usual, parafrasando un detto, potrebbe non essere più possibile oggettivamente per noi. E questo lo capiamo perché siamo esseri raziocinanti. E anche se siamo esseri naturalmente egoisti, siccome siamo dotati di intelletto, siamo anche capaci di fare scelte etiche in modo gratuito. Quindi non dico che può riuscire a convincere tutti, ma almeno a instillare una domanda e a stimolare il fremito della ricerca in questo pubblico che uscirà questa sera, più convinto a cercare un sentiero per varcare la notte. Vasto programma. Allora, prima questa domanda che è molto stimolante e ovviamente anche molto complicata da rispondere. Faccio una brevissima premessa. Il libro da cui parte un po' la chiacchierata di questa sera è un libro che si chiama Che cos'è la transizione ecologica? Clima, ambiente e disuguaglianze sociali, quindi è un libro che già dal sottotitolo cerca di tenere assieme una dimensione ambientale, ma quella invece anche quello sociale, ed è edito da una casa editrice che è Altra Economia, che è anche editrice di una rivista mensile. Il numero di ottobre è dedicato, almeno la copertina è dedicata a questa campagna europea per la messa al bando della pubblicità delle aziende fossili, che significa sia le aziende che estraggono e vendono risorse fossili, sia le aziende, per esempio, che producono automobili con motore a combustione interna. Sulla scorta un po' di quello che si era fatto, per esempio, con il tabacco, no? A un certo punto le pubblicità di tabacco sono state vietate e questo ovviamente ha portato una serie di impatti significativi e positivi. Tornando alla domanda, io non da solo all'inizio di quest'anno, quando durante la formazione del governo Draghi una delle notizie principali che sono sulle prime pagine dei giornali fu proprio l'introduzione, no, del Ministero per la transizione ecologica, sulla scorta di quello che avevano fatto anche altri paesi in precedenza. Il libro che avevamo iniziato a pensare con Angelo Miotto, che Caterina conosca, alla fine del 2019, quindi prima di tutta la situazione che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, era un libro che partiva dal nostro essere padri di adolescenti, quindi di ragazzi nell'età poco più giovani di Greta, per capirci, che andavano in piazza per le proteste che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e che rischiavano di essere sopraffatti rispetto a un loro destino personale futuro, perché io ho 50 anni, insomma, non è che mi manchi poi tantissimo, no, da stare su questo pianeta, un po' sì, ma tutto sommato il peggio non lo vedrò io sostanzialmente, no? Lo vedranno i giovani. E quindi questa loro forza, questa loro capacità di prendere in mano il loro destino, no? In età che siamo abituati ad associare al disimpegno, al far casino, insomma alle prime esperienze anche con gli amici un po' da grandi, prendersi in mano questo destino
E la stessa storia di Greta Thunberg, che secondo me è molto interessante, perché non so se ne avete sentito parlare, ma la mamma di Greta Thunberg è una relativamente famosa cantante lirica svedese e un paio d'anni prima che Greta diventasse famosa, fece questa intervista in cui raccontava la sua esperienza di madre e di madre di una ragazzina piena di problemi, che aveva smesso di mangiare, che non trovava più fiducia nel mondo, nel contesto, ed era Greta. E quindi, appunto, una storia personale che dalla disperazione è riuscita invece a veicolare un'enorme speranza, una capacità di essere propositiva. A 16 anni, a 17 anni. Quindi questo secondo me è insomma, se vi capita di cercare in rete questa vecchia intervista alla mamma di Greta Thunberg, secondo me è già molto interessante, per vedere come possono cambiare le cose. Allora, è assolutamente vero che la dimensione di quello che ci poniamo come obiettivo nel momento in cui parliamo di transizione ecologica è enorme, senza paragoni nella storia dell'umanità, come sforzo condiviso è una sfida globale, non è un paese che decide di fare qualcosa, come spesso si fa l'esempio degli Stati Uniti con l'ingresso nella seconda guerra mondiale, no? Quindi uno sforzo unitario, però era di un paese solo, qua si parla di uno sforzo globale. Ed è uno sforzo globale che deve portare ai risultati che desidera in 30 anni. Possono sembrare un tempo lungo, ma in realtà sono un tempo molto breve rispetto alla dimensione dell'obiettivo. La dimensione dell'obiettivo è quella di prendere un sistema complessivo di produzione di beni, anche di produzione alimentare, oltre che energetico, dei trasporti e tutto il resto, e ribaltarlo completamente, perché è stato cresciuto sulla base della disponibilità di una risorsa, o meglio di più risorse fossili, che sostanzialmente sappiamo che dobbiamo tenere sottoterra e non tirar fuori e non mettere in atmosfera. Questo ha degli impatti su ogni singola questione. Nel libro abbiamo raccolto 25 contributi di 30 tra autrici e autori diversi, proprio perché questo tipo di sfida può essere interpretata, può essere vista, può essere raccontata parlando di tante cose molto diverse. I temi classici che sono quelli dell'energia e dei trasporti ce li abbiamo più o meno in mente tutti, no? Ma cosa significa energia e trasporti? Significa produzione di elettricità tendenzialmente da fonti rinnovabili in maniera o quasi totale o totale, qua c'è una discussione in atto, ma in maniera estremamente rilevante da fonti rinnovabili, una riduzione dei consumi finali altrettanto rilevante, almeno nei paesi a economia matura, ovviamente. Poi ci sono paesi invece che devono fare esattamente il percorso opposto e portare all'accesso all'energia, come si dice, centinaia di milioni di persone che adesso non hanno questo accesso all'energia. Rifare le nostre case, rifare i cicli industriali, ripensare i cicli di produzione in termini sia di senso, no? Che cosa produco, perché lo produco e di come lo produco. Tutto va un po' ripensato in 30 anni. Ovviamente la buona notizia è che alcune tecnologie le sappiamo, alcune cose le sappiamo, altre non le sappiamo ancora, che dovremo scoprire, sviluppare nei prossimi anni. Però questo appunto riguarda poi tutto, perché per esempio le filiere alimentari probabilmente dovranno cambiare, di nuovo, sia in termini di che cosa produciamo, sia in termini di come lo produciamo. Il ricorso alla carne, soprattutto la carne bovina, deve ridursi in prospettiva, se vogliamo appunto avere questo obiettivo. E deve aumentare invece il ricorso, e ripeto, anche qua ovviamente sono discorsi diversi tra paesi a economia matura, dove di carne mangiamo 10 volte quello che ci servirebbe, e altri paesi in cui invece succede magari esattamente il contrario. Quindi l'obiettivo è straordinario.
se ci rifacciamo all'accordo di Parigi, famoso, di cui tanto si parla e che la settimana prossima sarà in qualche modo in ridiscussione perché c'è un aggiornamento degli obiettivi che ciascuno Stato si è dato 5 anni fa, nella conferenza che si apre a Glasgow la settimana prossima, la COP26, l'obiettivo dell'accordo di Parigi è mantenere l'aumento di temperatura sotto i 2 gradi e fare tutto il possibile per mantenerlo sotto il 1,5 gradi. E a oggi siamo a 1,1 gradi, quindi anche se oggi smettessimo di emettere completamente, istantaneamente, comunque abbiamo già fatto un bel danno. Quindi è ovvio che questo possa anche risultare, come dire, spaventoso e in qualche modo indurci all'inazione. È possibile. Ed è tanto più possibile appunto, soprattutto per ragazzi giovani, che vedono una prospettiva di vita a rischio, in qualche modo, in termini se non altro di qualità della vita. La buona notizia è che in realtà, ovviamente, è importantissimo, sarebbe importantissimo ottenere questi risultati, i 2 gradi o 1,5 gradi, ma ogni decimo di grado guadagnato ha degli impatti, ha dei vantaggi, diciamo così, rispetto agli scenari peggiori. Quindi tutto quello che riusciamo a fare comunque non è sprecato, comunque avrà dei risultati positivi. Vorrei chiudere, poi ormai ovviamente ci ritorniamo e sono contento anzi se riusciamo a essere, come dire, a rimbalzarci un pochino la parola. Vorrei chiudere, visto che siamo in una libreria, segnalando 2 libri, 2 pubblicazioni. Uno è la traduzione di un testo americano che si chiama, nella traduzione italiana, Speranza Attiva, di Joanna Macy, che è una attivista americana, e nell'edizione italiana curata dal professor Giovanni Scotto di Firenze, che se volete posso favorire il contatto eventualmente se vi interessa sentire il suo contributo, che è da sempre studioso di movimenti pacifisti non violenti. Nel libro che si chiama Speranza Attiva proprio c'è questa declinazione sul fatto che la speranza è una scelta, cioè si può sperare, si può decidere di sperare, così come si può decidere di disperare, ovviamente. Quindi il fatto che sia un atteggiamento, come dire, sposato in funzione di un desiderio, di una scelta personale. E secondo me è molto interessante questo tipo di approccio. Non pensare che cali dall'alto, che cali da qualcos'altro, ma come modo di vedere il proprio ruolo nel mondo. L'altro libro, che invece è di un autore milanese, Fabio Deotto, che si chiama L'altro mondo, la vita in un pianeta che cambia, è edito da Bompiani, uscito la scorsa primavera. È un libro che tiene assieme 2 piani di lettura. In un piano di lettura Fabio fa un po' il giro del mondo andando a visitare posti dove già si vedono i segni del cambiamento climatico, per motivi diversi, perché c'è la desertificazione, perché c'è l'innalzamento del livello dei mari, per motivi diversi. Appunto, ci sono dei luoghi dove già immediatamente si percepisce questa cosa, e questo è il primo piano di lettura. L'altro piano di lettura che lui alterna alla fine di ogni capitolo sostanzialmente è quello di tutte le, chiamiamole barriere psicologiche, che fino adesso, in passato, magari ci hanno impedito di vedere quello che sta succedendo, di farcene veramente carico fino in fondo, e che adesso rischiano appunto di bloccarci nell'inazione, per cui per tanto tempo abbiamo fatto finta di niente, poi improvvisamente quando ci rendiamo conto di quello che sta succedendo siamo bloccati, no?
E per cui secondo me è una lettura molto interessante, e anche Fabio credo che se lo doveste invitare sarei contento di venirvi a trovare. Poi semmai vi lascio ovviamente riferimento. Bene, grazie per questo primo intervento. Adesso mi rivolgo a Caterina con una domanda incentrata sulla sua esperienza e la sua competenza. Dovete scusarmi, io vado un po' in palla, l'ho data per acquisita che la conoscessero tutti, vi conoscessero, non ho fatto la presentazione, la traggo dal libro, poi farò la presentazione ovviamente anche di Gianluca. Caterina Sarfatti guida il programma globale Inclusive Climate Action di C40 Cities, che supporta i sindaci e le città nel rendere le proprie strategie climatiche più inclusive, eque ed accessibili. E poi ha avuto tutta un'altra serie di incarichi, tra cui anche con il comune di Milano. Quindi l'esperienza di Caterina è fondamentalmente incentrata sulle città, ed è la seconda parte del nostro titolo. Caterina, vorrei chiedere anche a lei la cortesia di accettare come spunto per il suo intervento una piccola provocazione. Lei scrive: serve un cambiamento complessivo e radicale, una transizione per l'appunto, ecologica, economica, sociale, culturale. Non tornare al business as usual. Non basta qualche pista ciclabile. Citando Carlin Petrini scrive: transizione indica qualcosa che cambia radicalmente. E citando Alexander Langer, visionario precursore, dice che la transizione ecologica ed energetica deve essere socialmente desiderabile. In poche righe, secondo noi, lei scrive cose grandi, enormi. Quindi ci spiega che quanto lei scrive non è utopia, non è, ci perdoni come direbbe Greta Thunberg, bla bla, ma un sentiero che noi potremmo pensare di percorrere, un noi, non solo noi popolo, noi inteso società nel suo complesso, un sentiero che possiamo pensare di percorrere per varcare la notte, o almeno, per non cadere nell'inazione, per provarci. Grazie. Grazie mille della domanda, grazie mille dell'invito e di questo bellissimo posto che non conoscevo. Ma diciamo, partirei dal fatto che le cose grandi, insomma, la visione a 360 gradi, insomma, le riflessioni alte, diciamo tutte riflessioni alte, credo che siano fondamentali proprio per capire le soluzioni e per capire poi quali sono le azioni concrete che uno può prendere per non rimanere distrutto, immobile dalle sfide che abbiamo davanti. E quindi credo che questo libro, la transizione ecologica, nel capitoletto proprio che ho scritto io, ma credo che in tantissimi degli interventi che vengono fatti in questo libro, quello che si cerca di fare prima di proporre le soluzioni è capire come siamo arrivati qui e quindi come ne usciamo. E credo che sia fondamentale, perché il rischio che io vedo, forse ho una visione addirittura ottimista, forse, anche se penso che abbiamo 8-9 anni, non 30, ma il rischio è che in qualche modo qualche transizione debba avvenire, perché ormai tutti i potenti della terra, tutte le grandi imprese stanno ricevendo sulla loro scrivania rapporti che dicono che se qualcosa non cambia è il loro business che va male. Quindi che in qualche modo qualche transizione avvenga, ma avvenga ripetendo gli stessi identici errori delle politiche neoliberali, del cosiddetto turbocapitalismo, insomma, di quel tipo di economia, di quel tipo di sviluppo che ha portato alla situazione in cui siamo adesso. E in questo senso la transizione deve essere giusta, non deve esacerbare, replicare quelle disuguaglianze, quelle
quelle discriminazioni, quelle marginalizzazioni a cui ha portato l'economia in cui viviamo noi oggi. E quindi proprio per capire quali sono le soluzioni è importante capire quali sono le interconnessioni tra le crisi che noi viviamo. Ecco, nel libro, come tanti altri insieme a me nel libro, facciamo questa riflessione. Noi oggi viviamo 3 grandi crisi. La crisi climatica, che Greta Thunberg ha avuto il merito di farci definire così, come crisi, non come l'orizzonte temporale futuro di un cambiamento possibile. Noi oggi, ormai la crisi climatica è una questione del presente, non è più del futuro, perché la stiamo vivendo noi oggi, la vivono i nostri figli, è una questione del presente. Quindi la crisi climatica, la crisi delle disuguaglianze, adesso esce ogni anno a gennaio un rapporto di Oxfam che ogni anno ci dice che sono sempre meno i milionari che hanno sempre di più rispetto alla popolazione mondiale, la crisi delle disuguaglianze tra paesi del mondo ma anche dentro i paesi del nord del mondo, come sappiamo bene, e poi ovviamente la crisi sanitaria che stiamo vivendo e che vivremo sempre di più. Ecco, credo che sia importante innanzitutto riflettere sul fatto che sono crisi interconnesse e che sono tutte facce della stessa medaglia. Faccio degli esempi per non essere troppo astratta. Adesso quali sono esattamente le origini del virus si è dibattuto, si dibatterà, però sembra, diciamo, che l'innalzamento clamoroso delle temperature in Cina e la distruzione radicale della biodiversità con un'organizzazione eccessiva del territorio abbia portato a condizioni naturali e mix, diciamo, tra animali e uomini che poi ha scaturito e ha portato a questo virus, come tanti altri, la SARS, come tanti altri. E quindi c'è un legame tra crisi climatica e pandemie, tra crisi climatica e crisi sanitaria, come c'è un legame tra qualità dell'aria pessima e malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, eccetera, eccetera. Quindi una fondamentale connessione tra crisi climatica e crisi sanitaria. La stessa pandemia ha dimostrato quali sono le disuguaglianze che noi oggi, insomma, che viviamo nel nostro mondo. Le persone più colpite dalle misure di lockdown sono state le persone che già soffrono discriminazioni, come le donne, per esempio. Io non credo che abbiamo ancora fatto totalmente conto con quel dato, che io ogni volta che ci penso non riesco a ragionarci, del 90% di lavori persi durante il lockdown persi da donne in Italia, 90%. Le persone più colpite sono stati gli anziani soli, gli anziani nelle case di riposo, eccetera. Quindi un legame tra pandemia e disuguaglianza. Ma poi anche la crisi climatica. La crisi climatica è una crisi sociale, non è solo una crisi ambientale. Si calcola che il 10% della popolazione mondiale è responsabile per il 50% delle emissioni, quindi una piccolissima fetta della popolazione, la più privilegiata, è responsabile della maggior parte, diciamo, della crisi climatica, ma dall'altra parte gli impatti della crisi climatica, le ondate di calore, le inondazioni, la siccità, colpiscono quelli che già soffrono di discriminazioni, colpiscono i lavoratori part-time che lavorano all'aperto, colpiscono gli anziani soli delle periferie, colpiscono i bambini. A me fa sempre sorridere quando sono buona e arrabbiare quando non sono buona quella percezione che alcuni nostri politici danno delle questioni ambientali come questioni da salotto, questioni borghesi, questioni di, come dire, di un'elite privilegiata che sta in centro e viaggia in bicicletta. La crisi climatica è una crisi assolutamente sociale legata alle disuguaglianze e sono proprio le persone più povere che diventeranno più povere e anzi addirittura la Banca Mondiale, non come dire un'ONG radicale, ma la Banca Mondiale stima che se non vengono prese iniziative emergenti e urgenti sulla sostenibilità ci saranno 100 milioni di poveri in più nei prossimi 7-8 anni. Non nei prossimi 100, ma nei prossimi 7-8. Ecco, quindi questi legami
appunto sono fondamentali non solo per spaventarci e dire è troppo per poter agire, ma davvero per capire quali sono le soluzioni. E noi questo un po' lo vediamo nelle città, no? Con cui lavoro ormai da tanti anni, ho la fortuna di lavorare con città che vanno da New York a Pechino, ad Addis Abeba e Roma, e tutto quello che ci sta in mezzo. E vediamo nelle città che appunto le soluzioni per far sì che ci possa essere un cambiamento sociale, economico, culturale, quindi una transizione del suo complesso, quindi una transizione giusta, esistono, non è che non ci sono. Faccio degli esempi. Barcellona, che è una città con cui stiamo lavorando tanto, ha deciso che nel suo piano clima, che è diciamo, lo strumento che normalmente una città si dota per capire cosa fare per ridurre le emissioni, il suo piano clima avrebbe incluso degli obiettivi strettamente sociali e non solo di riduzione delle emissioni. Quindi si sono dati come obiettivo quello di eliminare la povertà energetica entro il 2030, prima della crisi dei prezzi, l'hanno fatto, evidentemente hanno capito che quello era il trend, di eliminare la povertà energetica nel 2030 e di evitare di fare qualsiasi taglio alle famiglie morose finché non fosse la città stessa a poter provvedere a un accesso all'energia pulita e quindi a bollette, come dire, ridotte, e ha fatto appunto della lotta alla povertà energetica uno dei suoi pilastri climatici e ambientali. E come si fa? Si fa con i grandi programmi di investimento, per esempio sulle case popolari. Adesso i soldi arriveranno perché per quanto sia odiosa usare la categoria dell'opportunità nell'ambito in cui siamo, nel contesto in cui siamo, non c'è mai stato un flusso di denaro pubblico così alto come quello che arriverà per il Recovery Fund, soprattutto in Italia, ma non solo, anche negli Stati Uniti si stanno facendo dibattiti molto simili. C'è un flusso di investimenti davvero importante che sta arrivando. Se questi investimenti vengono indirizzati, per esempio, nel fare un grande programma sulla casa, di riqualificazione delle nostre case, ma anche delle case popolari e sociali, questo è un modo, se fatto bene, con i servizi giusti e con le competenze giuste, è un modo da una parte per dare alle persone case salubri e accessibili ed efficienti, dall'altra per nel medio termine ridurre le bollette, perché ovviamente uno dei motivi per cui ci sono le bollette così alte è il fatto che c'è una domanda di energia troppo alta, perché le nostre case sono inefficienti, quindi anche per, quindi è un modo per lottare contro la povertà energetica, ma dall'altra è anche un modo per creare nuovi posti di lavoro, cosa che serve in questo momento a tutti. Noi abbiamo calcolato recentemente con un rapporto di ricerca che il settore della costruzione, dell'edilizia, della costruzione sostenibile è il settore che potrebbe, con investimenti adeguati, creare migliaia di posti di lavoro nelle città nei prossimi anni. Quindi guardare a questo tipologia di interventi nel suo complesso, cioè guardare sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista economico, che dal punto di vista ambientale, poi ha degli impatti positivi nelle città. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare sul trasporto, sulla gestione dei rifiuti, ma su tutte quelle competenze che i sindaci hanno direttamente. Un'altra cosa, per esempio, che le città possono fare e che stanno facendo di più che i governi nazionali è quello di guardare alle emissioni nel proprio complesso. Noi siamo abituati a guardare, diciamo, le emissioni dal punto di vista di cosa fanno i trasporti, cosa fanno gli edifici che emettono perché sono inefficienti, eccetera. Ma se si guarda in realtà per capire davvero come ridurre le emissioni bisognerebbe guardare a emissioni legate ai consumi, come diceva Gianluca prima. Alcune città stanno misurando il proprio impatto in termini di emissioni climalteranti guardando al cibo, cosa mangiamo, come lo mangiamo, ai viaggi che fanno le persone che abitano le città, perché diciamo, l'aeroplano è una delle fonti di emissioni più alte. E quindi i vestiti, quanto una persona consuma in termini di fast fashion,
e questo ha un impatto molto alto sulle emissioni. Ecco, guardare le emissioni nel proprio complesso è anche un modo per capire dove intervenire. C'è un esempio molto bello della città di Parigi che ha come città proprio fatto un programma di incentivi per far sì che i parigini che devono viaggiare per lavoro in Francia possono essere agevolati in viaggiare in treno piuttosto che viaggiare in aereo, cosa che si potrebbe fare per esempio sulla tratta Milano-Roma qui in Italia. Eliminiamo l'aereo per Milano-Roma. Poi ovviamente tutto questo cosa ha? Ovviamente un impatto potenziale, ha un costo potenziale su per esempio i posti di lavoro e quindi ovviamente come fai la transizione, come fai queste azioni è fondamentale, proprio per, come si dice, non lasciare indietro nessuno. Ecco, credo che un'altra questione centrale per come portare avanti le soluzioni sia qualsiasi transizione non può essere calata dall'alto. Il rapporto con i sindacati e i lavoratori, il rapporto con le imprese, il rapporto con la cittadinanza, il rapporto con i gruppi di interesse, in un processo davvero inclusivo sia centrale per poter capire che soluzioni portare avanti. Noi stiamo lavorando in tanti luoghi del mondo su appunto la chiusura dei pozzi di petrolio, sulla riconversione dei mezzi di trasporto nelle città. Tutto questo ha un impatto sui posti di lavoro, ma se ragioni insieme ai sindacati su come far sì che le persone che più hanno bisogno hanno accesso ai lavori verdi, è un modo per far sì che questa transizione sia accettabile, sia sostenibile e sia appoggiata, diciamo, non per forza solo dai movimenti ambientalisti, ma da più persone. Ecco, chiudo su questo. Quindi diciamo, alcune soluzioni esistono, l'importante è come lo fai, il tempo è molto stretto, sicuramente quello che manca, e quindi rifaccio a un bellissimo intervento appunto di Greta Thunberg di qualche giorno fa, serve che nelle prossime grandi discussioni mondiali, c'è la COP tra qualche settimana, questa leadership emerga, cioè che emergano dei leader veri che possano dire: sai che c'è, le soluzioni esistono, le voglio mettere in campo, vi faccio vedere che è possibile fare questa transizione, che è possibile mettere gli investimenti nel posto giusto, che è possibile rinunciare a qualche contratto ma farlo insieme ai lavoratori in modo tale che non ne risentiscano loro, ma è un'industria nel suo complesso, insomma è un'industria nel suo complesso e non i lavoratori singoli. Il tipo di transizione che serve equivale forse a quello che avevamo davanti dopo la seconda guerra mondiale, no? Cioè, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo dovuto completamente riconvertire la nostra economia, il nostro modello, le nostre industrie, ma non è che non abbiamo fatto la pace perché sennò l'industria del Kalashnikov ne risentiva, abbiamo fatto la pace perché era la cosa giusta da fare e abbiamo lavorato per far sì che ci fosse una riconversione delle industrie esistenti. Ecco, non è tanto lontano da quello. Poi forse tocca ancora più nel profondo perché proprio il modello di sviluppo che su cui va a toccare, però quel tipo di riconversione l'abbiamo già fatta con appunto il New Deal. Non è un caso che oggi si parla di Green Deal, perché il tipo di intervento è proprio quello. Ecco, serve quel tipo di leadership e quel tipo di esempio che a volte può venire dalle città, ma non solo. Chiudo con una riflessione su Greta che faceva prima Gianluca. Io penso che Greta non solo abbia trasformato la sua, come dire, sofferenza in azione e per questo ha dato grande speranza ad altri, ma è la sua azione che l'ha fatto uscire dalla disperazione. Lei in un'intervista molto bella dice nel momento in cui mi sono messa a fare qualcosa, nel momento in cui mi sono messa davanti alla scuola con un cartello, ho ricominciato a parlare, ho ricominciato a mangiare, perché non mi sentivo più schiacciata da quello che vedevo in televisione, cioè mi sentivo più schiacciata da questa enorme cosa che ci stavo investendo su cui non vedevo nessuno fare niente. Nel momento in cui ho cominciato a fare, allora sono stata meglio. Credo che questa sia un grande
un grande insegnamento per noi tutti. L'azione non è solo necessaria perché sennò viviamo in una terra inabitabile, ma forse l'azione ci fa stare meglio. Grazie. Io avevo preparato una domanda che a questo punto, alla luce di questo intervento, diventa una piccola memoria, una piccola riflessione. Paolo Magri, nella sua conferenza di qualche giorno fa a Montefedi a Bergamo, ha detto che il treno della transizione energetica è partito. Servirebbe un direttissimo, 7 anni, non 30, e invece un treno locale. La transizione energetica è un win-win sul lungo periodo, ma nel breve periodo non è un win-win per tutti. Per alcuni sarà un costo, forse più che per altri, e dal treno alcuni vorranno scendere. Proprio oggi è arrivato a Casa Internazionale che ha un articolo, l'articolo principale sulla crisi dei costi energetici, che è dovuta anche al discorso dei cambiamenti climatici. Se fa eccessivo freddo in inverno, se c'è mancanza di vento per vari motivi, se ci sono siccità e quindi non c'è produzione di energia idroelettrica. E dice a un certo punto una cosa che dice spesso nel suo libro Energia e Clima anche Alberto Clock, un libro molto critico, secondo me molto interessante. Di fronte alle crescenti conseguenze del riscaldamento globale, come l'intensificazione delle ondate di calore, delle inondazioni, delle siccità e degli uragani, il sostegno pubblico a un'azione più decisa si sta rafforzando e questo è incoraggiante. Tuttavia, se l'affidabilità delle forniture e i prezzi da pagare saranno influenzati, anche solo in apparenza, dalle misure per frenare il riscaldamento globale, il sostegno dell'opinione pubblica a un'azione più decisa diminuirà sicuramente. Cioè, siamo, secondo me, comunque su un crinale. E volevo chiedere a Gianluca, prendendo spunto da quanto diceva Caterina sull'emergere delle leadership, forse c'è una crisi della democrazia, oltre alla crisi varie, secondo me c'è anche una crisi della democrazia. Allora mi chiedo, di fronte a questo immane sforzo, dove è difficile per noi persone capire che cosa fare e se spegnere una luce in più ha significato, non c'è il rischio che accettiamo uno scambio con un nuovo Leviatano per cui cediamo democrazia in cambio di qualcuno che ci dice ok, ci penso io. E gli esempi, cioè, prendiamo Xi Jinping, lasciando perdere Putin, cioè esempi di crisi della democrazia li abbiamo. Allora, io sono un povero ingegnere ambientale, non sono un politologo, e quindi di nuovo domanda difficile, ma proverò a dire qualcosa. Prima, visto che Caterina mi ha rimproverato, mi ha fatto bene, non è la prima persona che mi rimprovera su questo. Io quando dico 30 anni, perché per fare tutto servono 30 anni, ma assolutamente ci giochiamo tutto nei prossimi anni. Se entro il 2030 non facciamo sforzi enormemente significativi, al 2050 non saremo dove dobbiamo essere. Allora, è chiaro che, appunto, non da politologo, non da studioso degli ordinamenti costituzionali, però ci sono modelli diversi in paesi diversi. È chiaro che la Cina ha un approccio che è molto diverso dal nostro. Io ho la fortuna da qualche anno di condurre una trasmissione su Radio Popolare, che quest'anno va in onda il mercoledì sera, e giusto un paio di settimane fa abbiamo intervistato Simone Pirani, che è un giornalista del Manifesto, studioso proprio della Cina, è stato diversi anni in Cina, ma adesso continua, e appena anche pubblicato un video, continua a citare libri di altri, ma ha pubblicato appena, credo 2 settimane fa, un libro che si chiama La Nuova Cina, molto interessante su questi temi qua. Già hanno fatto, poi sentito trasmissioni. Quindi lì c'è proprio un livello centrale, un livello regionale e poi, come dire, delle autorità locali. E certo,
In parallelo, ovviamente, il ruolo del partito è il ruolo istituzionale, diciamo così, delle istituzioni statali. È chiaro che non si fanno le elezioni come si fanno da noi, però a volte dal basso riescono a far arrivare la voce e a influenzare le decisioni in un modello molto diverso dal nostro. Questo ovviamente non significa negare i campi di lavoro o altre questioni molto rilevanti e molto pesanti. Ma tornando al nostro contesto, comunque a contesti più simili al nostro, ci sono alcuni che ritengono che il sistema di democrazia come siamo abituati a conoscerlo, con maggioranza e opposizione, con due schieramenti contrapposti, non sia adatto ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e propongono degli approcci diversi, per esempio basati sulle assemblee dei cittadini. E nel libro c'è un contributo di Agnese Bertello, per esempio, dedicato all'esperienza francese, su questo in Francia, se vi ricordate, qualche anno fa, Macron fece questo provvedimento, annunciò questo provvedimento di aumento delle tasse su gasolio e benzina, che ovviamente andava a impattare soprattutto su le categorie che magari non erano in povertà energetica, ma diventavano in povertà energetica. La povertà energetica è quando una quota rilevante del reddito familiare deve essere spesa per le forniture di energia, che possono essere il gas, che possono essere l'elettricità, che possono essere i combustibili per il trasporto. Poi la percentuale dove scatta la povertà energetica varia a seconda dello studioso, del ricercatore, della ricercatrice che la definisce, però il concetto è più o meno questo. Quindi nacque quel famoso movimento dei gilet gialli e da lì però, con una mossa anche abbastanza interessante se vogliamo, Macron decise di convocare un'assemblea dei cittadini e furono estratte sorte, credo 200 cittadini di tutta la Francia, in maniera che fossero rappresentativi in termini di fasce sociali, di localizzazione geografica, di distribuzione nell'età del paese, della Francia. Ovviamente non tutti accettarono, quindi ci furono poi delle sostituzioni, quando fu creato questo gruppo, e questo gruppo per prima cosa si mise a studiare, quindi ci fu tutta una fase di lavoro con esperti del settore che andavano a presentare pro e contro delle varie soluzioni che si potevano adottare. E poi da lì arrivarono a definire tutta una serie di misure, anche molto ambiziose, per esempio c'era l'abolizione dei voli interni, per dirne una che mi ha fatto vedere Caterina, ma non solo, c'erano tantissime misure molto interessanti. Alcune di queste, in teoria, l'accordo era che tutto quello che arrivava da lì doveva essere almeno discusso. Poi le cose sono andate un pochino in maniera diversa, però è sicuramente un modello interessante, alternativo, se vogliamo un modo diverso di concepire il processo democratico, lo possiamo forse considerare comunque un processo democratico, ma basato su presupposti molto diversi, e che ha il vantaggio di creare delle soluzioni che sono condivise nel momento in cui c'è un'informazione condivisa. Questo ovviamente lo si può fare sia a livello cittadino che a livello anche come è stato progettato in Francia, nazionale. Ed è una delle richieste, per esempio, di Extinction Rebellion, che è un altro dei movimenti che sono nati negli ultimi anni, proprio quello di creare delle assemblee dei cittadini che possano lavorare su questo. Diciamo che più in generale, uscendo da questi che non sono solo tecnicismi, perché stiamo parlando di questioni in cui appunto, chi studia questi temi si sta anche, se vogliamo, arrovellando a tempo. Qua mi viene in mente un altro libro, però non sono sicuro del titolo, quindi magari me lo segno per dopo. Io credo che appunto, al di là del come si arriva
a definire una decisione, di nuovo una cosa fondamentale per ottenere i risultati che dobbiamo ottenere è quella di innescare dei circoli virtuosi. Cioè, come facciamo a fare in modo che l'espresso locale, il treno di Trenord diventi Frecciarossa o un treno a lievitazione magnetica? Come facciamo? Quello che si diceva prima, il treno è partito, però è una littorina, no? Non è... allora, mi è capitato di fare delle presentazioni in cui facevo vedere soltanto un'immagine, e questa immagine era la curva logistica. La curva logistica è una funzione matematica. Immaginatevela fatta a forma di S, no? Proprio come una S. Per cui all'inizio c'è una crescita molto lenta, che però diventa sempre più veloce e a un certo punto prende una velocità assolutamente straordinaria, fin quando poi ha fatto il grosso del suo percorso e quindi torna a rallentare e l'ultimo pezzo lo fa molto più lento perché è quello più difficile da fare. Allora, nella diffusione delle tecnologie, nella diffusione di certi sistemi, quello che osserviamo è proprio un andamento di questo tipo, in cui all'inizio sembra molto lento, ma in realtà sta accelerando molto velocemente. Un po', se vogliamo, una dinamica simile a quella dell'epidemia, no? Della pandemia, no? In cui non conta tanto se i numeri sono elevati o limitati, ma conta quanto stanno accelerando, no? Il famoso tasso R. Ecco, usciamo da quell'ambito tragico e parliamo invece di sviluppo, per esempio, tecnologico. Allora, come si fa ad accelerare in maniera così rilevante? Si riesce ad accelerare in maniera così rilevante quando è un sistema che diventa virtuoso e ha la capacità di innescare dei cicli virtuosi di retroazione positiva, si direbbe. E io credo che siano almeno 4 gli elementi che devono interagire l'uno con l'altro, e prendere forza dagli altri e dare forza agli altri. Uno è banale dirlo, ma è ovviamente la dimensione della politica. Cioè, ci vogliono dei decisori, ci vogliono dei leader in grado di prendere decisioni anche coraggiose. Ma è chiaro che lo possono fare quando c'è un contesto che è anche in grado di accettarlo. Se io domani decidessi a Trezzo di dire da domani non si va più in automobile, con un contesto che mi circonda che non è in grado di fare quel passaggio lì immediatamente, ovviamente, prima di tutto non funzionerebbe. Non funzionerebbe, nessuno lo lascerebbe a casa l'automobile. Quindi c'è una dimensione della politica, c'è una dimensione dell'economia, degli agenti economici, e Caterina prima lo ricordava. In questa COP probabilmente uno dei fattori determinanti rispetto al passato saranno le aziende che per la prima volta, ovviamente non tutte, poi ci sono anche le aziende appunto attive, per esempio nei fossili, che non lo faranno, ma ci sono delle aziende che per la prima volta andranno a dire: signori, stiamo rischiando troppo, dobbiamo cambiare strada. E questo significa anche mettersi in una prospettiva di cambiamento interno. Negli ultimi 2 anni è capitato che coordinamenti europei di aziende, per esempio della siderurgia, del vetro, della ceramica, che sono settori estremamente energivori, definissero delle strategie interne per arrivare a emissioni zero nel 2050. L'ultima di 2 giorni fa era Dow Chemical, che è un grosso colosso petrolchimico, quindi che usa il petrolio per produrre la plastica, i solventi, a un sacco di altri prodotti, compresi anche fertilizzanti, che si è data una strategia 2050 emissioni nette zero, cosa che era totalmente impensabile anche solo 2 anni fa. Quindi la politica, l'economia, ovviamente in tutto questo deve esserci un lavoro dei miei colleghi ricercatori, di sviluppo delle tecnologie, perché, ripeto, molte tecnologie già le abbiamo, le dobbiamo migliorare, le dobbiamo rendere più efficienti, le dobbiamo rendere migliori di quelle che sono, altre invece le dobbiamo sviluppare, ancora non ce le abbiamo. E poi c'è l'elemento, è importantissimo, c'è le persone, cioè ciascuno di noi, che deve essere in grado di intraprendere dei cambiamenti nella propria vita,
e di influenzare il cambiamento di tutto questo contesto. Perché se io vado in giro in bici è più facile che il sindaco decida di fare la pista ciclabile, faccio un esempio, così come se il sindaco fa la pista ciclabile, i cittadini saranno più favoriti ad andare in bici e quindi si innesca quel cambiamento che poi può prendere un'accelerazione e renderlo molto rapida, anche se all'inizio sembra un treno locale e invece poi prende velocità. Grazie della risposta, è estremamente stimolante. E prima della prossima domanda, allora, intanto, tanto per dimostrare il livello di dilettantismo, presento adesso realmente Gianluca Ruggeri, che è ricercatore all'Università dell'Insubria, attivista energetico e socio fondatore di Rete Energia e di È Nostra, di cui attualmente vicepresidente. Coautore di La vita dopo il petrolio, l'energia coi menti, di Civiltà solare per altre economie edizioni, autore e conduttore di Il giusto clima, e qui c'è un altro titolo, ma vedi che sono attento, sono ascoltatore attento, e appuntamento settimanale del mercoledì sera di Radio Popolare dedicato a clima, energia e transizione. Scusi se l'ho presentata solo ora, però... Ecco. Allora, perché è stimolante quello che lei dice? Soprattutto l'ultima parte, noi, le persone, la consapevolezza e le scelte. Perché, citando Marcello Di Paola in Cambiamento climatico, e non è per fare il bastian contrario, ma semplicemente per, vorrei dire, puntualizzare un'attenzione. Le democrazie sono fatte da elezioni, sono sostenute dalle elezioni. Le elezioni votiamo oggi per quello che chi votiamo ci assicura come maggior benessere e miglior qualità della vita, eccetera. Quindi chi viene eletto deve promettere a noi oggi quello che fa, ma il discorso della lotta al riscaldamento climatico, ai cambiamenti climatici, la transizione ecologica, in un certo senso è un lavoro che 7, 8, 30 anni, ma prevede un impegno di ora per il futuro, e quindi è chiaro che ci deve essere un circolo virtuoso appunto tra elettori ed eletti, perché è chiaro che non possiamo, come dire, essere miopi, guardare all'oggi e il benessere e il beneficio che posso avere domani pregiudicando poi il futuro. E questo, a mio avviso, non è esattamente semplice, è una crescita culturale complessiva. L'altra cosa, velocemente, per non rubare il tempo che non devo parlare io, sul discorso dei tempi, Stefano Mancuso, che è questo scienziato che parla delle piante, del mondo delle piante, ha fatto dei bellissimi libri, di cui adesso non ricordo nessun titolo, ma bellissimi, sulle piante. Questa settimana, credo martedì, a molte fedi, diceva che il discorso del cambiamento climatico viaggia a una velocità esponenziale e quindi veramente il discorso dei tempi può sfuggirci. Esponenziale, ci ho fatto un esempio, un lago che si copre di ninfe, una è raddoppia ogni giorno e ci dice quando è che al 100° giorno è pieno al 100% coperto e quando è che è pieno al 50%? È il 99° giorno, cioè ci dice attenti che vi sfugge la questione del tempo che ci rimane per fare queste cose. Passo alla domanda a Caterina. In un'intervista lei ha detto che nella transizione ecologica manca il punto di vista delle donne e ha dedicato un intervento in un TEDx al tema perché le donne salveranno il pianeta. E su questo vorrei dare la parola. Spero che mi toccava a un certo punto questa parte. No, mi sono venute un sacco di cose sentendo Gianluca e lei, ma magari dico presto. Secondo me nei 4 ti manca chi racconta, ti manca i media e i divulgatori. Che purtroppo in questo paese sono, tranne pochissime eccezioni, fondamentali eccezioni, presenti e tra le fondamentali eccezioni arrancano
perché per esempio, appunto, proprio per la questione dei tempi che diceva lei, invece di proiettarla sempre nel futuro, se noi mettiamo insieme gli incendi in Sardegna, gli incendi a Los Angeles, le grandissime siccità che stanno colpendo i nostri agricoltori, lasciamo stare nel Sahel, ma anche in Sicilia, in Sardegna, se mettiamo insieme la quantità di inondazioni ripetute in tutti i paesi del mondo. Il sindaco di Houston dice sempre questa cosa, oltre a dire battuta, Houston abbiamo un problema, ripete sempre, noi la quantità di eventi atmosferici emergenziali, tempeste, che normalmente a Houston ci aspettavamo una volta ogni 300 anni, oggi capitano una volta ogni 2 o 3 anni. Già oggi, non domani. Quindi, per esempio, se si mettono insieme tutte queste cose, invece di parlare, per esempio, di allerta maltempo, di piogge stagionali, si parlasse sempre di crisi climatica, come per esempio fa il Guardian in Inghilterra, già sarebbe un contributo piccolo, ma sarebbe un contributo alla consapevolezza delle persone. Quindi c'è anche un modo di raccontare le cose che forse potrebbe aiutare o agevolare quello che dici tu. Perché appunto la questione dei tempi è fondamentale, non solo perché abbiamo poco tempo per agire. Io quando ho cominciato questo lavoro si parlava del 2030 con un orizzonte temporale lunghissimo, no? E quindi c'era il sindaco, il politico di turno che diceva vabbè, ma entro il 2030 lo facciamo, mi sembrava, il 2030 adesso è il mandato, se un sindaco è eletto oggi sta nei suoi 2 mandati, se c'è una legislatura che comincia oggi sta nella legislatura, cioè è proprio oggi, quindi come dire, non c'è più possibilità di fare promesse che poi su cui tu non sei tu stesso, come si dice, accountable, perché ormai il lasso temporale è quello. Quindi, anche perché, sempre sulla questione dei tempi, una cosa che spesso si sottovaluta nel racconto della crisi climatica è che, non sono una scienziata, però quello che ci dicono i scienziati è che noi abbiamo delle proiezioni che vanno dal 2050 al 2100, ma ci sono dei fenomeni, i cosiddetti tipping points, che potrebbero rendere tutto molto più veloce senza che noi oggi lo sappiamo, come per esempio la corrente del Golfo. Se quella a un certo punto smette di fare il suo lavoro, quella può creare una serie di reazioni che noi pensavamo che magari andassero al 2100, invece vanno all'anno prossimo. Ecco, quindi la questione dei tempi è molto molto centrale. Ho divagato. Ma sulla questione di genere, io semplicemente penso che la transizione ecologica, per essere efficace, deve anche essere femminista. Lo dico proprio usando consapevolmente questa parola, proprio per il discorso che facevamo prima, no? Per essere giusta e quindi per essere socialmente accettata e quindi per essere sostenuta, cioè per evitare che si creano migliaia di gilet jaune nei prossimi anni. Anche perché sulla domanda che le faceva sulla democrazia, secondo me sulla transizione ecologica si gioca il vincere o meno dei sovranismi nel mondo, perché rispetto a come la fai, che implicazione può avere dal punto di vista sociale e economico, si giocherà la battaglia tra, diciamo, pensiero liberale, democratico, internazionale, multilaterale e sovranismo anarchia, perché se la transizione ecologica la fai male, i sovranismi che oggi sembrano essere un po' in difficoltà nel mondo ritroveranno benzina. E quindi per essere giusta, per essere socialmente sostenibile e quindi per essere sostenuta, deve essere innanzitutto giusta per le donne, perché oltre al fatto che siamo il 50% della popolazione, quindi come dire, in qualche modo abbiamo un impatto, ma anche perché le donne sono decisamente più colpite degli uomini dall'impatto della crisi climatica,
soprattutto nel sud del mondo, ma anche nel nord del mondo. Un esempio che faccio sempre è che dopo l'uragano Katrina, che è uno dei grandi, diciamo, risvegli, insomma, grandi segnali che forse la crisi climatica era già qui, dopo l'uragano Katrina 2/3 delle persone che hanno perso il lavoro erano donne, la maggior parte donne afroamericane, che appunto è la stessa dinamica della pandemia e del lockdown. Chi perde il lavoro durante le crisi sono le donne. Oppure il 75% dei morti in quella estate, che sicuramente vi ricorderete del 2003, dove sono morti migliaia e migliaia di anziani in Francia, una forse la prima gara torrida del nord del mondo, il 75% di morti erano donne, l'80% di persone che si spostano a causa del cambiamento climatico sono donne. Le donne che nella maggior parte del mondo sono ancora quelle che si occupano della casa, della cura, del portare l'acqua a casa, una siccità può rendere quel viaggio per trovare l'acqua molto più pericoloso, molto più difficile, quindi mettere una dinamica difficile nella propria famiglia, col proprio compagno, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, quindi, come dire, c'è l'impatto della crisi climatica acuisce discriminazioni e quindi acuisce chi è già colpito da discriminazioni, e le donne sono già colpite da discriminazioni, i sistemi, come dire, sociali, di consuetudini patriarcali del mondo soffrono di gender gap, quindi guadagnano meno degli uomini, hanno meno proprietà degli uomini, quindi uno shock climatico le rende più vulnerabili agli impatti. Ma nonostante questo, noi stiamo vedendo che negli ultimi anni la leadership, appunto per tornare a prima, sulle questioni climatiche a tutti i livelli, cioè politico, società civile, imprese anche, viene molto dalle donne. Gli sforzi di ricostruzione post-uragano Katrina sono venuti da gruppi di femministe a New Orleans o anche a New York dopo quello che è successo a New York, l'uragano Sandy. La persona grazie alla quale abbiamo l'accordo di Parigi, pochi lo sanno, ma si chiama Cristiana Figueres ed è una donna messicana che ha fatto di quella battaglia la battaglia della sua vita. Greta Thunberg stessa è una giovane donna, Vandana Shiva, Jane Goodman, insomma ne potrei nominare tante, Ocasio Cortez, ne potrei nominare tante. Nelle rinnovabili sembra esserci un trend per cui lavorano più donne che uomini, eccetera, eccetera. Però, nonostante questo, diciamo, questo attivismo, questa leadership, poi i motivi per i quali questo succede sarebbero tanti da indagare, non li indaghiamo adesso, però nonostante questo attivismo, no, e questo prendere in mano la questione e fare azione, nonostante questo, proprio per le discriminazioni esistenti, le donne in realtà, per esempio, non diventano ministre. Il 15% dei ministri della transizione ecologica donne, sono il 15%. Nella stessa percentuale di proprietari terrieri, quindi sì, le donne portano a casa il cibo, portano a casa l'acqua, ma solo il 15% dei proprietari terrieri nel mondo è donna. Proprietari terrieri non vuol dire per forza un santo, vuol dire anche campesino, cioè anche quelli che fanno azione ambientale. E quindi c'è, come dire, un tetto di cristallo come c'è in tutti i campi. Ma rappresentare le donne e soprattutto il punto di vista delle donne maggiormente colpite dalla crisi climatica è fondamentale per rendere la transizione giusta, socialmente sostenibile, per renderla più inclusiva. Faccio un esempio stupidissimo, mi rendo conto che non è particolarmente esaltante parlare di trasporti, però i trasporti nelle nostre città sono stati pensati sul modello maschile di 50 anni fa, inizialmente pensati da uomini che vivevano in quel contesto e quindi pensati su un viaggio che fai la mattina, vai al lavoro e poi torni alla sera senza passeggini, senza corso della spesa, fai un viaggio la mattina e un viaggio di ritorno. Noi sappiamo che per gli uomini e per le donne, non solo per le donne, la società è cambiata, non ci sono più gli headquarters in centro, i posti di lavoro sono sparsi in giro per le città, fai 500 spostamenti diversi, magari non agevoli più l'orario di punta, ma ne agevoli altri, e quindi ripensare, come dire, il sistema di trasporti dal punto di vista anche femminile, con
competenze femminili, non solo di genere ma anche sui trasporti, è un modo per rendere quel sistema più inclusivo per tutti. E questo si potrebbe replicare in tutti i campi. E quindi quel punto di vista lì, che lo portino le donne o lo portino gli uomini, è indifferente, è più facile che lo portino le donne, ma quel punto di vista lì, quei bisogni lì sono fondamentali per la transizione giusta e quindi anche di genere. Comunque la domanda perché le donne salteranno un modo basta sentire lei. Sì, sì. Sì, allora, ho fatto mezzo disastro, adesso vediamo di ricomporci. NIMBY, chiedo a Gianluca e spiego anche perché. Allora, NIMBY è questo acronimo, si dice Non in My Backyard, che adesso stiamo come dire, entrando in un discorso virtuoso di cittadini che sanno anche votare, politici che leader che pensano a un futuro, ma in realtà forse la situazione è un po' meno virtuosa e questo concetto di dire va bene, è il famoso armiamoci e partite, va bene ma la transizione la paghi qualcun altro, io ho una visione un po' pessimista della realtà, secondo me è presente. Lo chiedo a Gianluca perché la sua società e nostra ha appena inaugurato un palo eolico, giusto? E sono quelli pali lunghi con le... E però mi ricordo che da qualche parte, non so se alla radio o su una dichiarazione, ha tenuto a dire ma impattava pochissimo e del resto qualsiasi cosa che facciamo ha un impatto. Ecco, il concetto del NIMBY è una palla al piede nell'applicazione di questa virtuosità? Allora, la società mia in realtà è mia come di altre persone. Sì, No, lo spiego perché sembra un capitalista. Siamo 10.000 soci e ognuno di noi ha un pezzo di quella palla, chi un po' più piccolo, chi un po' più grande. Allora, ieri è uscito questo sondaggio di YouGov in Italia, secondo cui il 74% degli italiani non avrebbe problemi a vivere vicino a un impianto eolico e l'82% non avrebbe problemi a vivere vicino a un impianto solare. Quindi sì, non so chi di voi abita in condominio, no? Quando si fanno le assemblee condominiali e si fa una proposta anche solo di intervento, per esempio con l'isolamento, c'è quello che ti dice ma io non voglio perdere 10 cm di balcone, no? O perché dobbiamo isolare il tetto che poi ci guadagna solo quello dell'ultimo piano e invece la spesa la dobbiamo fare tutti. Quindi è chiaro che ci sono dinamiche poi che vanno un po' affinate nel tempo, però forse non sono così pesanti come a volte ce le immaginiamo. A proposito di condominio, io parlo a volte della sindrome dell'amministratore condominiale, cioè il mio amministratore condominiale, che il mio è un condominio di 100 famiglie sostanzialmente, che cosa fa? Fa soprattutto quello che gli chiede la persona che tutte le mattine telefona, che non è detto che sia, come dire, rappresentativa del sentire comune, no? Quindi dobbiamo fare attenzione a volte a non farci prendere a questa sindrome del correre dietro a quello che rompe le scatole di più. Non è detto che sia la voce più rappresentativa della comunità. Rispetto al nostro impianto eolico, è un impianto eolico che noi ci teniamo come cooperativa, come modello, che noi lo consideriamo a basso impatto ambientale, nel senso che per esempio è lontano dai centri abitati, non visibile sostanzialmente da nessun centro abitato, lontano da qualsiasi tipo di rotta migratoria di uccelli, di aree pregiate o vincolate. È chiaro che è una pala eolica e quindi nessuno nega che sia un elemento presente nella sua fisicità. Dopodiché, per esempio, è molto prossima alla strada, quindi non abbiamo dovuto fare strade lunghe per arrivare a
portare i pezzi che servivano, no? Cosa che a volte nei progetti eolici è un problema, no? Tanto l'impatto che si genera lì, ma il fatto che bisogna costruire la strada per arrivare, perché ovviamente questi impianti si fanno in cima ai binari dove c'è vento. L'esperienza che posso raccontare, che è proprio di qualche settimana fa, noi siamo andati a inaugurare l'impianto, abbiamo chiamato a raccolta i nostri soci, sono più di 100 persone da un po' da tutta Italia, ma quello che mi piace di più raccontare è il fatto che noi siamo stati ospiti dal Proloco del posto, e quindi è chiaro che se nel posto avessero visto il nostro intervento come invasivo, come a volte succede con le grandi società, no? Quando le grandi società arrivano, vengono un po' percepite come qualcuno che viene qua e sta estraendo ricchezza, sta portando via ricchezza e non c'è nessun beneficio locale. Noi abbiamo cercato sempre di costruire questo progetto in modo tale che per quanto possibile i benefici fossero condivisi anche localmente. Quindi siamo stati ospitati dal Proloco, erano tutti contenti e addirittura ci chiedevano di farne altri impianti. Lo stesso sindaco è venuto alla nostra festa dicendo facciamone ancora, che ci è piaciuto molto. Questa è una piccola storia, ovviamente forse non ce la caviamo solo con progetti così virtuosi, ma questo per dire che si possono fare tante cose, è molto complicato, è molto difficile farlo, ma questo non ci deve impedire di provarci. Siccome avevo controllato il libro, che prima non mi ricordavo il titolo, infatti l'avrei detto sbagliato, si intitola Contro le elezioni ed è di questo belga che si chiama David Van Rijbroek, se si dice così, di Feltrinelli, che è lo stesso autore di un altro libro molto fortunato che si chiama Congo, che era su tutt'altro argomento. Oramai questo contro le elezioni qualche anno fa, ma ragiona esattamente su come a volte le elezioni poi tendono a creare dei sistemi bloccati anziché a favorire l'evoluzione. E io vedo la nostra libraia Alessandra che sta prendendo nota di tutte le proposte che vengono fatte. Allora parlo anch'io un libro prima della prossima domanda. David Wallace Wells, l'ho letto perché Caterina ha pubblicato la fotografia sulla sua pagina Facebook. Ecco, se non si vuol dormire la notte, ecco, vi suggerirei di leggere questo libro e si sta svegli la notte, molto preoccupati. Io vorrei tornare sulle... Sì, è colpa sua se non dormiamo. Vorrei tornare un attimo sulle città, perché vabbè, leggo quello che ho scritto. C'è un capitolo che è immediatamente precedente al suo, sul libro, Davide Agazzi. È utile mettere a fuoco che le città sono il principale campo di gioco dove combattere la battaglia contro il cambiamento climatico. Lo sono perché sono i luoghi dove si concentrano la maggior parte delle risorse, dei consumi delle persone. Diventano indispensabili sia se pensiamo alle soluzioni da mettere in campo e devono essere praticabili proprio laddove si spreca di più, sia se pensiamo al consenso politico necessario per sostenere una transizione radicale. È nelle città che possiamo convincere il maggior numero di persone. E ho sentito parlare di Parigi, di Barcellona, di Milano, di Houston, eccetera. Noi siamo a Trezzo sull'Adda. Ora non è che le chiedo il programma di Trezzo sull'Adda, ma siamo un paesino lì sull'Imes della città metropolitana di Milano. Però mi chiedo, non ci dia una soluzione, ma voglio dire, qua nel piccolo, nel paese, ci dica qualcosa, cosa si può fare, o forse si fa in millesimi quello che si fa nelle città, ma ci sono anche problematiche magari differenti. Trasporti, per esempio, è un grosso problema. Sì, non saprei dare un programma sulla transizione ecologica di Trezzo sull'Adda, ma neanche in nessun'altra città. No, perché per rispondere in maniera un po' furba, ma consapevolmente, io sono sicura che lo sapete voi cosa si può fare qui su Trezzo sull'Adda, nel senso che diciamo il vantaggio delle città o dei paesi, delle città più piccole, sono non per forza appunto delle grandi New York, è il fatto che si può veramente adesso stare tra il locale e il globale, no? Il movimento global,
ovviamente dei ultimi anni, eccetera, però si può veramente, come dire, in base alle esigenze molto concrete che la singola persona, il singolo cittadino ha, da dove portare a fare una corsa senza morire di aria inquinata, ai propri bambini dove portarli il sabato e la domenica quando non vanno a scuola, a come spostarsi senza per forza stare ore e ore imbottigliati nel traffico. Come giustamente ha detto un grande sindaco, che era il sindaco di Bogotà di qualche anno fa, un grandissimo innovatore dal punto di vista dell'ambientalismo e della transizione, forse citava esso stesso qualcun altro, tu non sei imbottigliato nel traffico, tu sei il traffico, che è una, come dire, una giusta prospettiva. Però diciamo, il vantaggio è che appunto partendo dal bisogno molto concreto, molto quotidiano, molto individuale, si possono poi, perché sei a contatto immediato con il primo attore istituzionale, il primo attore politico, che è il sindaco, che è il tuo assessore, che è il tuo consigliere comunale, puoi però fare delle politiche, non solo dei progetti o delle piccole azioni. E per questo, come diceva giustamente Gianluca prima, ci vogliono entrambi i livelli, ci vuole il singolo cittadino che non accetta più di votare o sostenere o eleggere persone che non hanno questo come prima priorità o seconda al massimo, e che nei propri comportamenti individuali portano un'esigenza e portano un bisogno, e dall'altra ci vuole l'istituzione che ha stretto contatto con il cittadino, che è quella appunto del comune, che poi risponda. Se, come diceva giustamente Gianluca prima, quello, parlando della sindrome dell'amministratore condominiale, se quello che alza sempre la cornetta non è quello che dice il mio diritto ad andare in automobile, ma se quello che alza sempre la cornetta è il mio diritto a respirare bene, far sì che mio figlio non si ammali bronchiolite tutti i giorni, allora questo ovviamente ha un impatto sulla risposta che il sindaco consigliere comunale può dare. Non c'è dubbio che ci vogliano entrambi. Io penso che sia sbagliato sminuire l'importanza dei comportamenti individuali, ma allo stesso tempo penso che sia sbagliato mettere tutto il peso sui comportamenti individuali. Ci vogliono entrambi. E credo anche che, per non farsi sopraffare appunto, la terra inabitabile e dall'enormità della sfida, si può anche pensare di non dover per forza fare tutto, no? Fare la raccolta differenziata nel modo giusto, spostarsi nel modo giusto, mangiare nel modo giusto, si può anche, come dire, scegliere una propria, quello che ti viene meglio e portare questo come contributo alla tua comunità, perché poi appunto non sei, la cosa importante è non pensarsi come una monade autarchica e sola, ma come appunto una comunità che può insieme fare delle cose. Grazie. Chissà se qualcuno di quelli che si interessa alla cosa pubblica di Trezzo ci ascolta. Lei ha dato comunque un'indicazione che bisogna avere la capacità di pensare in prospettiva, in là nel tempo, cioè avere una visione che va, come dire, sui 10 anni, quei 10 anni che ci ha detto che sono un po' al limite. Quindi avere questa visione ampia. Ma lei ha detto anche un'altra cosa che trovo interessante. Tempo fa su Internazionale è apparso un articolo di Jaap Tilbe, che gli olandesi hanno questi nomi assurdi, che scrive il mito del consumatore verde. Dice: da anni le aziende inquinanti cercano di scaricare sugli individui la responsabilità dell'emergenza ambientale, ma cambiare le proprie abitudini non basta, anche se dice che fare qualcosa è un potente antidoto contro l'avvilimento che può sopraffarci di fronte a un problema più grande di noi, che poi è quello che diciamo all'inizio, cioè comunque l'azione personale ci identifica come persone che vogliono essere padrone del proprio destino, come diceva il famoso
nel famoso film su Mandela, il capitano della mia anima, tanto per dire. E quindi è vero, cioè, senza forse caricarci di troppe responsabilità e aspettative, però possiamo comunque, come persone, avere un atteggiamento propositivo, un atteggiamento responsabile. Però io invece volevo chiedere un'altra cosa, anche qui che vuole un po', come dire, sgretolare il circolo virtuoso. Lei prima parlava di, non mi ricordo più chi lo diceva, che nella prossima COP le aziende potrebbero essere importanti perché capiscono che forse anche a loro conviene la transizione. Però in uno dei capitoli del libro Andrea Baranes scrive questo: 3.800 miliardi di dollari, qualcosa come 2 volte il PIL dell'Italia. È l'incredibile montagna di denaro investita dai 60 maggiori gruppi bancari, quindi non imprese, del pianeta nei combustibili fossili, unicamente nei 5 anni successivi all'accordo di Parigi. Nel 2020 è stato persino superiore al 2016, come dire che mentre le comunità internazionali finalmente sancivano il rischio di cambiamenti climatici e l'urgenza di agire subito, il settore bancario e finanziario andava in direzione diametralmente opposta. Una ricerca esasperata del massimo profitto nel minore tempo possibile, che rappresenta il principale motore che spinge le imprese a trascurare gli impatti ambientali e sociali della propria attività, pur di inseguire i rendimenti imposti dal sistema finanziario. Insomma, ci sentiamo un po' come il criceto sulla ruota. Dobbiamo sentirci come il criceto o è proprio c'è qualche possibilità? Ancora una volta le chiedo di vedere la parte virtuosa e contrastare il mio pensiero pessimista. Sì, ma io ci provo sempre. Allora, prima una battuta anche rispetto a quello che si diceva prima. Siamo in un momento di crisi energetica come non ne conoscevamo, credo, dall'inizio degli anni 70, e per esempio uno dei fattori della crisi energetica delle ultime settimane, non in Italia, ma per esempio in Cina e India, è stato che le inondazioni hanno impedito diverse di esperienze interessanti dal basso, se vogliamo.
la domanda era sul ruolo il ruolo della finanza. Allora, è assolutamente vero che ancora adesso e negli ultimi anni c'è stato tantissimo investimento, ma è altrettanto vero che ci sono dei segnali che prima non c'erano, di disinvestimento, che è venuto, come dire, anche da mondi molto diversi. È venuto dal mondo un pochino più fighetto, se vogliamo, di certe università americane, appunto l'ecologia della ZTL, se vogliamo, in un altro contesto. È venuto tantissimo dal mondo cattolico, cioè tantissime istituzioni finanziarie cattoliche hanno deciso di togliere i propri soldi dagli investimenti nelle fossili, e all'inizio però poteva appunto sembrare quella cosa in cui ci sono quei 4 che fanno i bravi, ma poi tutti gli altri 96 continuano a fare quello che si è fatto prima, no? Quello che descrive Andrea Baranes nel libro è esattamente questo. Però per esempio nell'ultimo anno le maggiori banche asiatiche, che sono sicuramente state tra le principali investitrici soprattutto nel carbone nell'ultimo decennio, stanno sostanzialmente una alla volta rinunciando agli investimenti sul carbone. Di fatto è rimasto solo il Giappone e alcune banche australiane su questo. La Cina ha deciso di smettere di investire nel carbone all'estero nei nuovi impianti. Quello che facevano spesso era, non so, vado in Vietnam, vado in Bangladesh, vado investo e gli costruisco una centrale con l'idea poi di ottenerne un beneficio sia economico che politico, diciamo così, no? E proprio quest'anno c'è stata, anzi un mese fa, il vertice ONU che c'è stato sul clima, era un mese e mezzo fa credo, l'annuncio del presidente cinese proprio di questo cambiamento. Quindi le cose un pochino stanno cambiando. Non è un processo lineare, sarà anche un processo in cui succederanno cose come quelle che stanno succedendo in queste settimane, con la Russia che tiene alti i prezzi per farcela un po' pesare in qualche modo, no? Le decisioni che si prenderanno a Glasgow probabilmente saranno influenzate da quanto sta costando oggi il gas, e quanto sta costando oggi il gas dipende dal fatto che siamo molto dipendenti da questo unico fornitore che in questo momento sta un pochino decidendo lui per noi, no? Quindi quando si creano questi momenti di frizione è chiaro che anche la speculazione poi può avere un suo ruolo, quella proprio brutale che conosciamo. Però il quadro che io vedo nel più complessivo è un quadro che io vedo in maniera molto più ottimista di quello che potevo vedere 5 anni fa o 10 anni fa, assolutamente straordinariamente più ottimista su questo aspetto qua di quello che poteva essere 5-10 anni fa. Non abbiamo ancora ottenuto niente, ci manca ancora tantissimo da fare, ma ce la possiamo giocare. Il mio telefono si è spento, quindi io sono uscito dallo schermo, si sentirà forse la mia voce che viene da lontano, ma credo che dal punto di vista iconografico non si sia perso nulla a non vedermi. L'ultima volta che ho visto era sull'ora e mezza, che direi che è un tempo limite per queste cose. Volevo chiedere se c'era qualche domanda dal pubblico. Ah sì, però non posso passarti il microfono, al limite, sì, dilla che al limite la traduco io. Ne ho 3. Allora, la prima è nell'effetto greenwashing che notiamo, perché io mi occupo un po' di ESG e sono un economista, ho stato in informatica e mi occupo anche di altre tecnologie, no? Per cui vedo che molto spesso, al di là di addetti ai lavori con il bilancio di rendicontazione economica e quant'altro, è difficile capire veramente l'impatto. Cioè, se io vedo un impatto sulla CO2 in un'azienda che fa, non so, 100 milioni di euro e che mi pianta 4 alberi a Cormano, cioè mi fa sorridere, no? Dall'altra parte vedo il fatto che solo le grandi aziende, quelle che sono quotate in borsa, sono obbligate a fare questo bilancio, no? Quindi, il terzo punto è invece che noto che il 40% della CO2
arriva in Italia da 1000 aziende energivore e a livello europeo da 10.000 aziende energivore. Ora, se noi vorremmo dare un bootstrap, no, proprio una scossa, innanzitutto dovremmo agire prima lì, no? È ovvio che dobbiamo creare in tutti noi una coscienza e un utilizzo, no? Per fare in modo che le singole voci facciano male con i comportamenti, però è anche ovvio che se vogliamo raggiungere quella cosa in 7 anni, 8 anni, forse dobbiamo andare a creare una condizione di obbligo. Io lavoro sulle piccole e medie imprese, mi occupo di organizzazione aziendale e quant'altro, e quando parlo con gli imprenditori di fatto trovo una difficoltà anche a capire, ma soprattutto a trovare persone in grado di traghettare verso questa transizione. Io stesso, che ho una villetta qui a Trezzo, vorrei mettere non so, la parte solare con la condensazione, con altre cose, vi assicuro che ho interpellato 4 tecnici, trovo sempre i soliti geometri e architettini, ma che non mi sanno risolvere il problema. Quindi se trovassi qualcuno di 4 lo farei, no? Ecco, quindi queste sono le tre come poter andare solo un'ultima di Cingolani l'altro giorno del discorso del nucleare, perché il nucleare comunque è pulito ma è rischioso nel momento in cui adesso non abbiamo ancora un nucleare sicuro, no? A fissione. Noi l'abbiamo abbandonato tanti anni fa, non siamo più protagonisti della tecnologia, quindi non sappiamo neanche come potremo implementare. Però Xi Jinping ha detto che per fare la transizione al 2060 lui dovrà fare 250 di nucleari, la Francia ne ha 50, la Germania ne ha 35, la Germania è tornata al carbone adesso perché l'eolico non ha funzionato, visto che sono calati i venti, quindi si è già fumata negli ultimi 2 anni di CO2. Quindi dove possiamo andare? Cioè, secondo me dovremmo anche approcciare il tema un pochettino in modo più pragmatico, no? C'era un'altra domanda, magari le possiamo raccogliere e poi magari ne rispondere, fate una, perché non le hanno sentite. Prego. No, ma io rispondo alla prima signora, se no, va bene, e chi è che risponde? Sì. Io mi sto segnando. Mi segniamo. Le dico pure la sua. Va bene, la parte, va bene, una considerazione della domanda mi sembra un po' difficile, veramente collegare la necessità di mettere l'acceleratore, no? Sul fatto che potrei diventare una freccia come la necessità di agire a livello locale, perché come dire, i sindaci, quindi le amministrazioni locali, essendo vicini al cittadino, sono sempre più vicine all'uomo oggi e non alla bambina domani, quindi sembra praticamente un approccio che è molto bello teoricamente, perché è vero che nelle città ci sono dei consumi, è vero che nelle città ci sono una serie di potenzialità, ma nelle città c'è la troppa vicinanza tra il decisore e il soggetto che poi viene quindi amministrato. E quindi di fatto queste cose sono inconciliabili. La politica di tutti i colori vive di consenso, e il consenso purtroppo ci piaccia o no, lo fa popolo, scusatemi magari non vorrei essere antipatico, ma popolo di voi, sostanzialmente in termini così famosi. Quindi io credo che veramente la democrazia sia un sistema non più adatto per conquistare i problemi che abbiamo. Non è bello dirlo, però secondo me bisogna scegliere anche il male noi. Però ripeto, rilevo questa contraddizione nel fatto di confermare, ribadire l'urgenza di fare le elezioni e ancora la convinzione di poterle fare dal basso. Purtroppo io credo che alcune decisioni di fatto non possono essere prese dal basso. Anzi, io che lavoro nel pubblico, abbiamo passati diversi di enti pubblici, in genere tutte le scelte scomode, l'ente pubblico aspetta di fare qualcun altro, no? Cioè, sono tutti d'accordo che hanno certi impianti, ma non vogliono essere loro certi. E quindi molte volte anche il politico locale, quando crede che quella cosa sia giusta, aspetta che ci sia quello sovraordinato che viene impone. Così non si lava, chiaramente. Chiarissimo. Questa è la prima questione. La seconda invece è una domanda che volevo fare a Gianluca in particolare. Io ho citato molti libri, se conosci anche il libro Energia Verde, il titolo magari lo confondo anch'io. Vogliamo le rinnovabili, cosa genere, prepariamoci a scavare. Questo è il titolo del libro. In sostanza mette un po' in evidenza come in particolare il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, che chiaramente sono una delle risposte più immediate che abbiamo, di fatto però implicano l'utilizzo di terre rare, che chiaramente vengono estratte da paesi in via di sviluppo,
con grandissimi costi progettuali, perché sappiamo che per estrarre 1 chilo di terre rare abbiamo tantissimi chili di rifiuti che poi lasciamo sul posto generalmente, come magari anche materiali pericolosi, e quindi creiamo comunque un danno ambientale che di fatto poi noi non gestiamo, no? Molto spesso, no? E quindi tutta una serie di impatti comunque andiamo a riversare su questi paesi di sviluppo, evitando tutto quelle situazioni che si conosciamo. Ok, Marcello, l'ultima, perché poi dobbiamo chiudere. Una premessa veloce e una domanda veloce. Io mi occupo di trasporti fondamentalmente da molti anni. Quindi sono ben informato di quello che sta succedendo a livello della transizione automobilistica, ma non solo, anche a livello di motori, a livello di trasporti. Concretamente, quello che avete detto, avete parlato a 360 gradi, quindi ci sono 1000 cose da affrontare che impattano con l'ambiente. Ma di concreto, cosa si sta facendo, a parte il mondo del trasporto? Ok, riuscite 5 minuti a testa a dare delle risposte. Allora, appunto, molte erano considerazioni, quindi accogliamo sicuramente. Ma mi darebbe da rispondere su 2 questioni, no? Una nucleare e una la questione dei materiali. Allora, io cerco di essere estremamente pragmatico. Non c'è nessuno scenario al mondo di persone che studiano queste cose, compreso quello dell'associazione del nucleare, che dia al nucleare più del 10-15% di ruolo, il che significa che l'85% non lo deve fare il nucleare, nella più rosea delle previsioni dei nuclearisti, non di Greenpeace, che ovviamente dice 0. Quindi, essendo molto pragmatici, io ho deciso di dedicare la mia vita a quell'85%, faccio efficienza energetica, faccio rinnovabili. Il 15% lo facciamo con nucleare, lo facciamo con la carbon capture and sequestration, lo facciamo invece anche quello con le rinnovabili, parliamone e discutiamone. Però, proprio in termini estremamente pragmatici, sappiamo che la stragrande maggioranza di quello che dobbiamo fare non lo faremo con il nucleare, comunque. E se i numeri del nucleare in Cina possono andare bene, ma possono andare bene in Cina con tutto quello che sappiamo. Rispetto alle terre rare è oggettivamente una questione, è un problema. Non è detto che siano per forza necessarie, perché per esempio Tesla ha appena annunciato l'introduzione di batterie che non usano cobalto, che già risolvono per esempio uno dei problemi, nel senso che ci sono alcuni elementi molto rari che vengono notati per esempio adesso nelle turbine eoliche, ma non è detto per forza che debbano essere necessariamente usati, ci può essere ricerca sulla sostituzione e quant'altro. Mi aveva colpito qualche tempo fa un articolo di Repubblica che diceva, adesso non mi ricordo i numeri, però faceva il conto di quante milioni di tonnellate di batterie esauste avremmo tra 20 anni, 30 anni, no? Quando avremo probabilmente la gran parte delle automobili appunto con la batteria elettrica, e quindi a un certo punto le dovremmo dismettere. E mi ha colpito perché quella quantità in termini di materiale che poteva essere un problema tra 20 anni, tra 30 anni, è esattamente la quantità di petrolio che ogni giorno noi bruciamo e mandiamo in atmosfera, esattamente la stessa. Quindi la proporzione era un giorno, 20 anni. Questo non per dire che non c'è quel problema, ovviamente c'è quel problema, ma è un problema in quei termini e in quella dimensione. Ci sono almeno 2 interessanti lavori su questo, che sono entrambi in inglese, uno del GRC, Centro di Ricerca Europeo, che analizzava nello specifico fotovoltaico e eolico, e un altro invece dell'International Energy Agency, che faceva un ragionamento più complessivo, che vi metteva dentro per esempio anche gli accumuli, quindi le batterie, che proprio identificano alcune criticità. Quindi ci si sta lavorando, secondo me, per esempio, quando dicevo prima
c'è della ricerca da fare. Una delle ricerche da fare è questo, cioè su come sostituiamo quei materiali che sono rari e che hanno tutti quegli impatti che giustamente Ho lasciato più difficile. Ma ma tu sei donna, quindi sulla questione che poneva Mac sul greenwashing, io penso che sia una delle questioni centrali dei prossimi anni, nel senso che da un certo punto di vista io sento un po' di polemica sul fatto che adesso il clima è diventato mainstream, ne parlano tutti. Da una parte mi viene da dire viva Dio, nel senso che io a 2 o 3 anni fa eravamo un piccolo gruppo carbonaro di ambientalisti che venivano guardati male, adesso è difficile per un governo, almeno che appunto non sia un governo dichiaratamente sovranista o dichiaratamente negazionista come Trump, Bolsonaro, ma è difficile per un governo oggi ignorare la questione, diciamo. Quindi come è difficile per un'impresa, come è difficile per tutti. Quindi meno male che si sta diventando mainstream, però il risvolto della medaglia del mainstream è proprio quello che diceva lei, no? Cioè che allora per andare dietro a un'ondata faccio spizzichi e bocconi vivendo come la grande rivoluzione. Per quello, mi permettete che sto usando solo parole in inglese, per quello secondo me sarà centrale avere sempre più i cosiddetti watchdog, cioè quelle organizzazioni nei media, nella società civile, nelle imprese stesse, che monitorino le azioni prese. Devo dire che il movimento Fridays for Futures, quello di Greta, diciamo, lo sta facendo molto bene, ci stanno lanciando regolarmente articoli smentendo, diciamo, cose vendute come la grande rivoluzione verde e andando poi a indagare veramente cosa si sta facendo. C'è un articolo molto bello qualche giorno fa in cui dall'amministrazione Trump all'amministrazione cinese si diceva sì, voi avete preso un certo tipo di impegni diversi rispetto a prima, però per esempio state continuando a trivellare, state continuando a prendere centrali di carbone, in modo tale da metterli, come dire, davanti al fatto che come dire, con il mainstream viene anche un maggior controllo, e su questo credo che tutti noi possiamo avere un ruolo, cioè qualsiasi forma, associazione, società civile che veramente non si faccia, come dire, ingannare da annunci o da prese di posizioni appunto il greenwashing, sia veramente, come dire, un lavoro verde del futuro. Ce ne vorranno sempre di più. Diciamo, cosa si sta facendo concretamente, localismo, scelte dall'alto, scelte dal basso, insomma un po' le questioni che venivano poste da alcuni di voi. Io posso portare l'esempio che dal 2010 a oggi, quindi negli ultimi 10 anni, nel 2010 erano 6.000 gli autobus elettrici nelle grandi città del mondo, oggi sono circa 600.000. Nel 2010 erano 1 o 0 le città che avevano dei sistemi di cosiddetto congestion charging, cioè dei sistemi in cui nel centro città o intorno alla città c'è un sistema di controllo dei veicoli inquinanti. Oggi sono tra le 10 e le 15 che lo stanno implementando. Nel 2010 erano 0 le città che avevano o impegni o programmi per rendere edifici nuovi o edifici vecchi a 0 emissioni entro il 2030, oggi sono circa 15 o 20 le grandi città che si stanno muovendo in questo fronte. E potrei andare avanti. Ovviamente non basta, perché come diceva Gianluca prima, la crescita deve essere molto più esponenziale. Però si sta vedendo, come dire, un cambiamento soprattutto a livello locale nelle azioni prese. Credo che la chiave per prendere queste decisioni sia un mix di quello che le diceva lei, cioè sì, sicuramente bisogna prendere decisioni dall'alto e farlo, ma se viene fatto male o se viene fatto in una maniera, come dire, non davvero inclusiva di alcuni portatori di interesse, poi alla fine è un fallimento come se non lo facessi.
L'esempio dei Gilets jaunes che faceva Gianluca prima è interessante, perché nello stesso periodo Macron ha fatto quella legge molto calata dall'alto, senza nessun tipo di processo di inclusione, senza nessun processo di coinvolgimento dei portatori di interesse, che ha scaturito i Gilets jaunes e fatto in modo tale che quella legge non passasse, quindi era come non farla. Nello stesso identico periodo la sindaca Hidalgo a Parigi ha fatto azioni quasi più radicali, chiudendo il centro cittadino radicalmente, facendo una lotta all'ultimo sangue con alcune imprese automobilistiche per ridurre il traffico nella città, ma l'ha fatto creando un esercito di 20.000 volontari sul clima che l'aiutassero a spiegare queste misure e a coinvolgere i cittadini nell'implementazione di queste misure, e le ha fatte. Quindi, come dire, sì, servono le scelte dall'alto, sì, bisogna prendere quelle scelte, ma se non lo fai in un certo tipo di modo, se non lo fai includendo, se non lo fai ascoltando, è come se non le facessi, perché poi alla fine falliscono. E quindi credo che ci vogliano entrambi. E l'ultima cosa che direi è, visto che adesso stanno arrivando, lo ripeto come ho detto prima, visto che adesso stanno arrivando tanti soldi, che non arrivavano da tanto tempo, il punto è decidere dove metterli. Cioè, siamo in povertà energetica, milioni di famiglie verranno colpite dalla crisi dei prezzi, vivranno in povertà energetica solo in Europa, c'è un rapporto uscito qualche giorno fa, milioni di famiglie. Allora, i soldi li metti per estrarre più petrolio, per dare una soluzione, come dire, a corto termine, per far sì che, come dire, appunto, oppure più gas, e dare una soluzione a corto termine, o i soldi li metti nel creare protezione sociale, i cosiddetti safety net per queste famiglie, ma poi intanto investi radicalmente in rinnovabili, perché come giustamente ha detto Timmermans, non un Greenpeace, ma istituzioni europee, ha detto: noi siamo in questa situazione perché la transizione non è andata abbastanza veloce. Se noi oggi non fossimo dipendenti così tanto dal gas che viene dalla Russia, non ci troveremmo in questa situazione. E quindi dove decidi di mettere i soldi? Questo è fondamentale. E spero che su questo, come dire, ci possano essere sempre più watchdog, perché dove metterai questi soldi si deciderà ancora di più che la COP, credo, il futuro dei prossimi 7-8 anni e quindi il futuro delle prossime generazioni. Bene, io direi che siamo andati veramente lunghi, scusate se mi metto davanti per salutare tutti, ma la responsabilità è stata di questo libro, Transizione ecologica, che è in vendita per chi è presente qui da Alessandra, che è un libro che dà un'infinità di spunti e meriterebbe una serata per ognuno dei capitoli di cui è composto, e magari non è detto che non la si farà, ma anche dei nostri ospiti che sono stati veramente interessanti, esaustivi, provocatori in senso positivo, e anche ci hanno dato un sacco di stimoli positivi, voglio dire, non di speranza, perché non dirò mai di speranza, ma di azione, di responsabilità e di azione. Io ricordo che l'ultimo impegno in molte fedi sotto lo stesso cielo dell'Associazione Amici del Gabbiano è mercoledì prossimo, con i professori Angelo Bolaffi e Guido Krainz. Parleremo di Europa solo in streaming, quindi state attenti alle newsletter, ai social eccetera, daremo le indicazioni per poter vedere la cosa. Sarà solamente in streaming ed è il nostro ultimo appuntamento. Ringrazio chi ci ha seguito da remoto, ringrazio chi è stato presente qui, ma ringrazio soprattutto Caterina e Gianluca e tantissimo per la serata. Grazie. Grazie veramente.